Le telecamere di TVA sono per la prima volta all'interno della segreteria di Forza Italia ad Agrigento. Se volessimo dare un'informazione alle persone, chi si volesse avvicinare, vi volesse venire a trovare, nonostante siamo in piena pandemia, è comunque possibile prendere appuntamento? Assolutamente sì, attraverso i consiglieri comunali, questa diventa, la segreteria può essere la casa di tutti, gli appartenenti a Forza Italia, dell'onorevole Gallo, dell'onorevole La Roccarruvolo, dei consiglieri comunali della città e della provincia di Agrigento. Vuole essere un momento di incontro, di confronto, una struttura che vuole rappresentare un punto di riferimento nella costruzione della politica per questa provincia. Domani tornerete in aula, si torna a votare la finanziaria. Sta andando un po' a rilento però, come vanno i lavori? Devo dire che sicuramente a rilento, però sono stati affrontati realmente temi molto importanti. Uno su tutti il tema degli ASU. Sugli ASU abbiamo preso fondi che erano, diciamo, dell'assessorato agli enti locali e li abbiamo destinati per l'80 e il 90% per il finanziamento per la stabilizzazione degli ASU. Chiaramente si tratta di personale che verrà stabilizzato, personale che oggi è in capo in gran parte ai comuni, e quindi un servizio che riusciremo a dare ai cittadini e al territorio. Accanto a questa misura assolutamente importante ci sono altre misure che si stanno realizzando nonostante il tempo di grande ristrettezza economica e di difficoltà. Un lavoro faticoso che però sta vedendo il contributo da parte di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea Regione Siciliana.